Buongiorno bellissimi, bentornati. Oggi è il 7 dicembre e sono passati alcuni mesi dall'ultimo video. Il motivo è che molto semplicemente sto aspettando materiali ed è una cosa normalissima in un processo di camperizzazione. Quindi ho deciso che invece di andare avanti con i lavori manuali, oggi vi racconto una parte più teorica. Vi parlo del progetto di Michelangelo. All'inizio vi dirò che ho utilizzato dei metodi molto basici, ho seguito dei video tutorial su YouTube su come progettare un allestimento, quindi come immaginare e organizzare gli spazi all'interno di un camper e ho proseguito facendolo con foglio e penna, molto semplicemente. Ho fatto tanti schizzi diversi, tante tecniche diverse, poi ho provato a utilizzare dei siti, dei software molto basici e questo devo dire che ha creato la struttura iniziale, la mia idea iniziale di come sarebbe stato l'interno di Michelangelo. Però per la progettazione sono stato aiutato tanto. Adesso vi presento un alleato in questa storia. È arrivato proprio mentre lo introducevo, lui è Giacomo. Ciao ragazzi! E lo potete trovare su Instagram come Boen Van. Adesso vi faccio vedere il van che hanno camperizzato, lui e la sua ragazza Silvia. Però c'è ancora del lavoro da fare, giusto? Assolutamente. Povero, lui è altissimo. Per me questo sarebbe perfetto come altezza, sì, anche con il pavimento che è ancora da fare. Qual è stata la cosa più complicata nel processo di camperizzazione di questo van? Allora, come dicevamo l'altra volta, togliere il pianale è stata la cosa più complicata, assolutamente. Per quanto riguarda il progetto, l'impianto elettrico. Qui ci sono le due batterie al litio, che sono da 200 A l'una. Questa quantità di corrente serve per il piano induzione perché consuma tanta corrente. Lì c'è l'inverter che è da 3 kW, quindi hai la corrente di casa. Qui c'è il caricatore per le batterie che va alla 220, quindi quella 220 di casa solita o della colonnina. E qui c'è invece l'MPPT dei pannelli solari che dobbiamo ancora mettere. Wow, dovremmo imparare anche noi tutto questo. Ma oggi non parliamo di impianto elettrico. Giacomo ci aiuterà a progettare l'interno dello scuolabus. Adesso ci fa vedere il programma che lui ha utilizzato per dare il suo van e vi faccio vedere che figata, è bellissimo. Il vantaggio di progettare la camperizzazione col computer è che rispetto a un disegno manuale qui abbiamo tutte le misure precise al millimetro e quindi ci rendiamo conto di cose che magari potrebbero andare storte nella realizzazione di una panca piuttosto che della cucina o del letto. Quindi sbagliamo dentro il software, non sbagliamo nella realtà. Che spettacolo! E adesso la prima cosa che dovremo fare sarà prendere delle misure estremamente precise all'interno dello scuolabus. Ok, ci abbiamo messo esattamente un'ora. Abbiamo preso tutte le misure, la distanza tra i montanti, la lunghezza dello scuolabus, la lunghezza dei copriruota, la distanza. 3 montanti sopra e poi l'inclinazione delle pareti laterali. Ok, qual è il prossimo passo? Prossimo passo, appena torno a casa mi metto a riportare tutte le misure che abbiamo preso sul programma in modo tale da avere lo scheletro dello scuolabus e poi ci interfacciamo per capire come agire, che mobili fare, le grandezze, le lunghezze, tutto quello che serve, insomma. E quindi domani mattina è pronto? Tra un'ora. Ok. Eccoci! Oggi è il 23 agosto e guardate un po' chi è tornato a trovarci. Ciao! Sono arrivati Giacomo e Silvietta. Pronti? Prontissimi! Sì. Guarda che spettacolo. C'è il tuo telaio, il telaio del bus. Giallo, come mi avevi Giallo, promesso. giustamente. Oggi praticamente andiamo a pensare a come disporre i mobili all'interno dello scuolabus, però creeremo delle forme molto semplici, dei cubi, dei rettangoli che poi Giacomo andrà a sistemare nel dettaglio e vedrete, andrà uno spettacolo. Silvia invece ci aiuta col design. Per partire con la progettazione dell'interno iniziamo da ciò di cui sono un po' più sicuro, perché comunque sono tutte cose che ho nella mia testa, ho fatto degli schizzi vari, però è ancora tutto da studiare. E la cosa che mi ispira di più è il letto. Pensavo di fare un letto un po' particolare, un letto Murphy che si chiude sul lato dello scuolabus. Tra i vari video che ho studiato ne ho visto uno così e mi sembra una figata perché lascia un sacco di spazio aperto e non va ad abbassare l'altezza del soffitto. Quando il letto è chiuso è questa parte arancione qua,
sarà appoggiato su questi che sono dei divanetti cassapanca apribili. Invece una volta aperto di lato lascia visibile un tavolo a sezioni che si può aprire dal sotto del letto, in modo da avere la zona living, quindi divanetti e tavolo. Ok, fammi vedere qua che cosa hai combinato, Allora. bellissimo. Qui c'è il letto che bascula verso l'alto e si va a nascondere. Spettacolo, cioè l'hai fatto in 10 minuti. Sì, ma infatti è fatto male, dopo faremo tutto meglio. Cosa dice invece la nostra designer? Mi piace. Luminoso, spazioso, ben gestito. Spazi ben gestiti. Ok, la parte letto l'abbiamo messa da parte perché è quasi conclusa, adesso mancano i dettagli. Ci abbiamo messo circa 2 ore e mezza e adesso siamo passati alla parte cucina. Ci stiamo informando su dimensioni varie dei serbatoi dell'acqua, stiamo prendendo varie misure anche utilizzando la cucina vera che abbiamo qui. Cucina vera, perché sarà una cucina finta quella nello scolabus. Ok, sono 4 ore e mezza e questo è il risultato attuale. Abbiamo messo anche un pensile ovviamente molto semplificato. 5 metri di pensile. La cucina la dobbiamo ancora un po' studiare. Qua c'è la doccia. Ah. Non so se fa più paura o se invece mi rilassa un po' a vedere la struttura finale. Bene, quindi adesso prossimo step. Prossimo step, niente, io a casa andrò a rivedere i mobili e a farli un po' più precisi, chiaramente, un po' più funzionali. Un po' di design. Un po' di design, quello ci colore. vuole sempre. E quindi domani mattina, no, com'era stanotte? No, stanotte. È come sempre. Che belli, che belli! Ciao! Posso aprire gli occhi? Vai. No, vabbè. Wow. Cioè, già questo per me era il top, perché rispetto al programma che stavo utilizzando io, cioè, meraviglia. Vai. Diciamo che ci siamo lasciati ispirare dallo stile fantasy epico, no? Un po' della saga, magari del Signore degli Anelli, ricorda. Allora, abbiamo deciso di mettere in mostra 2 diversi metodi di costruzione dei mobili. Qua abbiamo scelto il compensato, quindi monocolore o anche legno massello, e invece nella cucina vediamo un diverso stile, quindi qui abbiamo applicato delle perline, sempre in legno, di diverso colore. Puoi scegliere se usare uno, l'altro o insieme, infatti nelle foto che ci hai mandato erano utilizzate anche insieme, quindi ci sta. Qua sopra ci sono i pensili, ce n'è uno chiuso, composto da 3 antine, e uno aperto. Qui ovviamente è vuoto, qui sopra, perché ovviamente ci sarà il tetto e la parete del furgone. Dopodiché, se ti ricordi, avevamo detto che tutto il mobile del letto lo utilizzavamo per metterci l'impianto elettrico. All'interno c'è l'inverter, sotto la panca abbiamo non la capra, esatto, ma abbiamo le batterie. Poi Il barile mi piace tantissimo. questa è stata una scelta di Silvietta. Qui abbiamo i tavoli. Ti ricordi che ci avevi chiesto di fare 3 ante che scendono? Quindi scende il tavolo, però per diciamo dei vincoli a livello geometrico, nel senso che non potevamo uscire da questo profilo qui, abbiamo dovuto fare una ribalta. Okay. Esatto. Vabbè. E viene comodo anche per questa cosa qua, nel senso che se tu devi entrare da qui, se avessi quest'anta ribaltata non entreresti. C'è il letto, che come vedi fa questo movimento qua, il letto aperto viene così, quindi il cuscino che era qui sotto lo andiamo a posizionare nel pavimento, il letto va ad appoggiarsi sopra alla panca e questi 2 cuscini vanno a fare insomma il letto. E la botte invece ha 2 funzioni, quindi sia quella di seduta, sia quella di stivaggio, ecco. Sia che ci sia la botte o meno, quindi se stai in piedi a lavorare oppure se ti siedi, ovviamente andavi a occupare tutto il corridoio. Stando un po' più in dentro, qui anche se appunto lavori, se c'è un'altra persona può passare senza problemi. Qui invece abbiamo messo questa ventilatore, una ventilazione,
per cui sempre all'interno ci passa l'acqua calda del motore, va a prelevare l'aria dal van, la riscalda e te la spara direttamente qui dietro, da queste bocchette. Così facendo va a riscaldare proprio tutto il van. Comunque il riscaldamento sui miei piedi mentre lavoro il legno è... Questa è stata un'idea sempre di Silvietta. È vero, è vero. Adesso passiamo al bagno. Allora, qua abbiamo deciso di sfruttare comunque questa ampia parete mettendoci uno specchio che comunque dà una sensazione di respiro, maggiore luminosità. Qui abbiamo il WC e sotto il piatto doccia e sopra un oblò e all'interno del quale c'è un ulteriore pensile o armadietto. Poi qui a destra abbiamo sotto un termoarredo, scaldasalviette e sopra abbiamo il lavandino, anzi il rubinetto, che questo può ruotare e quindi va a fare la funzione di lavandino. Se ti ricordi ci avevi chiesto appunto la doccia convertibile e abbiamo visto qualche video su YouTube e c'è questa anta che quando si fa la doccia, si deve fare la doccia, trasla e va in questa posizione, quindi chiude il WC e chiude tutta quest'area in modo tale che appunto non vai a bagnarla durante la doccia. Con un tubo ti colleghi praticamente al rubinetto iniziale e puoi farti la doccia qua all'interno. Adesso passerei dall'altro lato e qua c'è la cucina. Quindi abbiamo 2 serie di pensili sopra, intervallate da un pensile aperto. Qua abbiamo l'induzione, qui sopra. Qui invece abbiamo il lavandino che non so se è presente, sono quei lavandini in ceramica che pesano un pochettino, ma forse si trova anche qualcosa che pesa meno. E ti facciamo vedere, ci sono i taglieri sopra che si sollevano e qui hai un lavello bello grande, qui un po' più piccolo, magari se ti dimentichi di lavare qualcosa lo metti lì, ecco. E poi il solito rubinetto in rame. Sotto l'induzione non serve niente, basta... Sotto l'induzione praticamente richiedono 5 cm di aria. Glieli abbiamo lasciati più o meno, anche noi abbiamo il cassetto sotto l'induzione, non c'è problema. Ecco, eviterei di mettere qualcosa tipo la diavolina sotto, quello sicuramente. Sotto al lavello abbiamo 2 antine che si aprono e se ti ricordi abbiamo messo il serbatoio, che in questo caso porta via tanto spazio. Bisogna valutare se metterlo sotto il furgone, magari ben isolato, oppure lasciarlo in questa posizione. Comunque ci sta. E anche perché qui sopra, qui sotto andranno poi tutti i sifoni, tutto quello che serve per far defluire l'acqua all'esterno. E qui dicevamo c'è il frigo e invece qui a lato abbiamo questo cassettone qua per i cestini, l'immondizia, esatto. E un'antina sotto, purtroppo sempre sacrificata dal solito passaruota, però per metterci magari qualche cosina, insomma, per non buttare spazio. Dall'altra parte invece abbiamo sempre la panca, un'altra panca tutta fatta da stivaggio, quindi praticamente tutta per lo stivaggio. That's it. Spettacolo. Che te ne pare? Bellissimo. Bellissimo. Mi domando se riuscirò a realizzarlo. La cosa che secondo me sarà la più complicata è la doccia. Esatto, questa qua è assolutamente quella più complicata. Ma abbiamo parcheggiato proprio... Hai visto? Questo è un easter egg di Inventor. Esatto. No, sì, ce la facciamo. Quando ci aggiorniamo? Ma tra qualche anzi domani mattina alle 4. Alle 4, ok, come sempre. Ottimo. Ciao. È incredibile, ho iniziato a progettare Michelangelo con foglio e matita e grazie a Giacomo e Silvia siamo riusciti a realizzare questo. Ora bisogna vedere se riuscirò a trasformarlo in realtà, ma sono abbastanza ottimista e niente, voglio ringraziarli per il supporto e l'aiuto. Li rivedrete perché il progetto comunque è ancora da limare, ci sono alcuni dettagli da modificare e anzi, se avete delle idee, se qualcosa non vi torna, avete delle curiosità da chiedere, scrivetelo pure nei commenti, cercherò di rispondere a tutti o qui o su Instagram e prenderò sempre in considerazione le vostre idee, le vostre opinioni e vi ringrazio. Detto questo, vi direi che se il video vi è piaciuto di mettere un like, di condividerlo, di iscrivervi al canale, di mettere hype, ma soprattutto oggi vi suggerirei di andare a cercare i Bohem Van e andare a supportare anche i loro canali perché
si stanno impegnando tanto e sono veramente in gamba, quindi supportiamo questi ragazzi. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao bellissimi!